presenteremo con Massimo Gadda in studio. Eccoci alla Piani di Padova, terreno molto allentato, Massimo. Sì, aveva piovuto già al sabato quando eravamo arrivati in ritiro, e aveva piovuto tutta la notte, quindi anche se loro avevano i palloni ha piovuto anche un po' durante la partita, quindi il terreno era abbastanza allentato. Abbiamo visto un'inquadratura dedicata ad Adriano Buffoni, trainer del Padova, un'altra a Giancarlo Cadè, e l'Ancona al calcio d'avvio. Ancona schierata con delle novità piuttosto rilevanti, erano assenti Cucchi, forse avrebbe potuto sostituirlo Deo Gratias, ma anche lui era indisponibile. Poi all'ultimo momento qualche problema c'è stato anche per Spigarelli, addirittura siete andati in panchina, neppure in 16 in tutti eravate, no? Eravamo in 15 in panchina, perché... Compresa la panchina, certo. Sì, non arrivavamo a 16 perché Spigarelli nella notte di sabato aveva avuto un'indisposizione, quindi non era disponibile neanche lui. Abbiamo visto intanto il primo affondo della gara, che è stato proprio dell'Ancona, un'azione quasi analoga a quella che poi porterà, come vedremo, al gol del pareggio da parte dell'Ancona. Qui c'è la replica del Padova, questa parata a terra di Vettore che non mi sembra particolarmente difficile. 27esimo minuto, De Stefanis, Gadda, ribatte Gadda la punizione, De Stefanis, lancio di prima, palla per Lentini, la girata e è sbagliata la mira di Gigi Lentini. 31esimo minuto, rimessa laterale, ecco la palla per Simonini, una serie di finte, poi parte questo lancio, la palla per Piacentini, la ribattuta di Vettore e sulla ribattuta arriva in ritardo alla deviazione Fermanelli. Eccoci all'episodio del gol, c'è il pallone allontanato da Bruniera, il cross in area di rigore, vedete che Ceramicola praticamente alza la palla, non riesce a ribatterla, arriva Ciocci, un gran destro, anche con un pizzico di fortuna, la palla colpisce il palo e termina in fondo al sacco. Un commento, Massimo, a questo punto? Sì, c'è stato questo cross che sembrava abbastanza innocuo e sono saltati Ceramicola e Vincioni, la palla è schizzata su Ciocci, poi io arrivavo di corsa e mi sono buttato alla disperata in scivolone, mentre Ciocci calciava, la palla mi è passata sotto e lui oltretutto calciando mi ha dato anche un calcio al polpaccio, ci stavo quasi arrivando, quando mi sono girato a terra poi ho visto la palla che entrava. Ecco, hai cercato di contrastarlo, per poco non ci riesci. Abbiamo visto ancora, c'è la possibilità di rivedere, vedete che la palla si alza praticamente, non si può parlare di respinta, e intanto c'è subito la replica da parte dell'Ancona. Osservate questo missile da parte di De Stefanis e Benevelli che alza sopra la traversa, una grande parata da parte del portierone patavino. Rivediamo, grande fucilata di De Stefanis e ribattuta di Benevelli in calcio d'angolo. Siamo alle prove generali, qui c'è la punizione che batti tu, Massimo, no? Sì, punizione che batto io, che purtroppo c'era un sacco di gente lì e mi è stata ribattuta. Probabilmente finiva nell'angolino, ma anche penso che il portiere ci sarebbe arrivato. Qui vedete che Ceramicola subito si riscatta, si fa trovare in area di rigore avversaria, aveva seguito l'azione del calcio di punizione, praticamente è l'azione susseguente al calcio di punizione battuto da Gadda. C'è questo cross da parte di Ceramicola, vedete che Ceramicola scatta molto bene, manda il pallone di esterno destro verso Lentini che in scivolata mette in fondo al sacco. È un pareggio molto importante a questo punto, no Massimo Estato? Sì, importante perché ormai era la fine del primo tempo e così se andavamo a riposo sull'1-0 diventava difficile rimontare, invece abbiamo trovato subito il pareggio e sembrava che la partita si mettesse bene per noi. Infatti non ci sarà più tempo per altre conclusioni verso la porta, qui siamo alla ripresa, il Padova cerca di portarsi in avanti, c'è il colpo di testa da parte di Bruniera, la palla recuperata ancora da Donati, il lancio in avanti per Simonini e ancora Bruniera in scivolata mette in fallo laterale. Calcio di punizione, siamo al 59esimo, batte Fermanelli, rasoterra, questa punizione studiata da parte del Padova, c'è questo tiro che termina comunque abbastanza lontano, forse qui... sì, la televisione magari dà un'immagine diversa più schiacciata, rispetto... certo. Sì. Siamo al 61esimo minuto, c'è ancora il Padova in avanti, questo pallone lasciato a Simonini, il tocco per Sola, il tiro e la parata da parte di Vettore, non difficile anche se in due tempi perché il pallone gli stava scivolando via ma non pericolosamente. Qui è già entrato Brondi, c'è questa incursione sulla sinistra da parte dell'Ancona, il cross e Benevelli riesce a bloccare su De Martino in anticipo.
qui siamo al 68esimo, calcio di punizione di Fermanelli, la palla rimbalza davanti a Vettore, questa è una gran bella parata da parte di Vettore che all'ultimo momento è riuscito a ribattere Gadda in azione, il rilancio, qui siamo al 75esimo, ancora un calcio di punizione. Il tiro da parte di Fermanelli e la palla che è alta sopra la traversa, e qui ci sono state già proteste, vedete che il pubblico alle spalle di Vettore inveisce contro l'arbitro, qui si è già creato un clima abbastanza ostile nei confronti dell'arbitro e siamo all'episodio chiave della gara. Vedete Ceramicola è in possesso, chiaramente in possesso del pallone e l'arbitro concede il calcio di rigore. Avremo la possibilità, io credo, di rivedere più volte questa azione. C'è questo lancio in avanti da parte di Sola, vedete che Ceramicola è solissimo, ha una decina di metri di vantaggio su Simonini, il quale gli piomba alle spalle, rivediamo da azione ravvicinata, Ceramicola fa ostacolo al pallone, rivediamo a rallenti ancora, vedete che Simonini è in ritardo ma è in corsa, mentre Ceramicola è praticamente fermo, cerca di proteggere con il corpo la palla, Vettore non è sulla traiettoria del pallone, anche perché io credo che questi due rimbalzi che vedete, 1 e 2, abbiano rallentato sul terreno rallentato appunto la traiettoria del pallone, non consentendogli di pervenire a Vettore che pure aveva chiamato la sfera. La battuta di Simonini, Vettore intuisce ma non riesce a deviare. La partita a questo punto Massimo è chiusa. Sì, dopo il rigore mancavano 10 minuti alla fine, non avevamo più la forza di reagire, anche perché è stato un episodio che ci ha tagliato le gambe dopo tanta fatica a ritrovarsi in svantaggio per un rigore così dato magari un po' frettolosamente, ci ha veramente tagliato le gambe. Avrete anche già notato, mentre stiamo per vedere il terzo gol di Simonini, che è un'autentica prodezza, vediamo che Simonini calcia, colpisce questo pallone quasi da fermo, riesce, esatto, all'abbaggio per la gioia di Alfredo Cartocci, noto tifoso viola. Dicevo, si sarà notato che tra l'occasione del gol e le precedenti azioni, che sono le più importanti, io credo Massimo, penso che tu